Il Monte Lussari ha un'altitudine di 1766 metri e sorge nelle Alpi Giulie occidentali, sul triplice confine tra Italia, Slovenia e Austria. L'accogliente santuario della Madonna di Lussari rappresenta il punto d'intersezione delle popolazioni slave, germaniche e romanze e delle loro rispettive tradizioni religiose, spirituali e culturali. La popolazione slovena è insediata in quest'area dal 1106, come testimoniano antichi documenti relativi alla fondazione di una pieve slovena. L'area in cui vivono anche gli sloveni è denominata Val Canale e comprende i comuni di Tarvisio, Malborghetto Valbruna e Pontebba. Non lontano da Udine, la città più importante del Friuli, si estende un meraviglioso paesaggio dalla natura incontaminata. La Val Resia è una valle alpina di origine glaciale, la cui prima menzione data alla fine dell'XI secolo, quando il conte Cacellino la lasciò in eredità al patriarca di Aquileia, Federico. Gli abitanti slavi della Val Resia si chiamano resiani. A causa della posizione geografica e della separatezza orografica della Val Resia dalla Slovenia, i resiani hanno sviluppato un idioma e una cultura del tutto peculiari. Per la scarsità di terreni adatti all'agricoltura, i resiani hanno un passato di emigrazione in quasi tutti i paesi d'Europa, dove hanno lavorato soprattutto come venditori ambulanti e merciai, fruttivendoli e arrotini. Il centro della Venecia è rappresentato dall'antica e pittoresca città di Cividale del Friuli, la cui storia ha inizio già nell'età del ferro. A est di Cividale si trova l'antico santuario di Castelmonte. Sull'altare principale troneggia fin dai tempi più remoti la cosiddetta Madonna antica slava. Presso il santuario è conservato anche uno dei primi documenti in volgare sloveno della fine del XV secolo. La Venecia comprende l'area collinare delle Prealpi Giulie orientali tra Cividale e il Monte Maggiore ed è composta dalle valli del Natisone e del Torre e da 3 villaggi in Slovenia. L'Alta Val Torre è una delle più belle valli del Friuli Venezia Giulia. A nord è chiusa dalla catena dei Monti Musi, che la separa dalla Val Resia. Il comune di Lusevere abbonda di bellezze naturali. La comunità locale mantiene le sue caratteristiche linguistiche e culturali, in particolare il dialetto del Torre, che già nel XIX secolo ha suscitato l'interesse dei linguisti. I primi sloveni a passare sotto l'Italia furono nel 1866 quelli delle terre denominate Slavia Veneta. San Pietro al Natisone vanta una scuola bilingue che dal 2001 è statale e il multimediale museo di paesaggi e narrazioni. La penultima tappa del nostro percorso è costituita da un'amabile città. Si tratta di Gorizia, città di grande importanza per la comunità nazionale slovena. Sorta intorno a un castello, venne menzionata per la prima volta nel 1001 nel diploma dell'imperatore Ottone III. Il suo retroterra, il cosiddetto Coglio Goriziano, è ricco di vigne. Il comune di San Floriano del Coglio è un centro culturale sloveno di notevole rilievo. Fino al 1918 Gorizia fece parte dell'impero asburgico. In seguito passò sotto il Regno d'Italia.
Nel 1947 la città fu divisa in due parti e separata dal suo entroterra meridionale e orientale. Oltre alle scuole statali slovene, sono attive a Gorizia numerose associazioni culturali e sportive, una scuola di musica, un teatro, una biblioteca. Nel 2004 Gorizia è stata protagonista di una rinascita. Con l'ingresso della Slovenia nell'Unione Europea, finalmente è caduto il confine tra Italia e Slovenia. Le due città condividono la centrale piazza transalpina, che assume dunque un triplice valore simbolico, essendo simbolo della concittadinanza degli abitanti delle due città, dell'unificazione europea e della dissoluzione dei confini. Nel 2025 Gorizia e Nova Gorica saranno capitale europea della cultura. Trieste è circondata dalla sfolgorante azzurrità dell'Adriatico e dal bianco calcareo dell'altipiano carsico, contro cui si stagliano verdeggianti macchie di arbusti. Trieste, in quanto capoluogo, ha notevole peso economico, politico e culturale nell'ambito della regione Friuli-Venezia Giulia e rappresenta il nucleo della comunità slovena in Italia. Nella sua quasi bimillenaria storia, Trieste ha subito varie trasformazioni, raggiungendo l'apice della sua fioritura sotto l'Austria-Ungheria. Secondo il censimento del 1910, in quell'anno risiedevano a Trieste, nel suo circondario, 266.614 sloveni. Dal 1830 al 1923, a capo del vescovado triestino Capodistriano, si avvicendarono 8 vescovi sloveni. A quel tempo gli sloveni erano politicamente ben organizzati e avevano propri rappresentanti eletti sia nella dieta regionale sia nel Parlamento di Vienna. Libero comune nel Medioevo, occupato da Napoleone, raggiunse l'apice della sua fioritura sotto l'Austria-Ungheria. Allora vennero istituiti scuole e documenti sloveni e fu concesso l'uso dello sloveno nei rapporti con le autorità. In quegli stessi decenni Trieste diventò anche uno dei più ricchi e trafficati porti del Mediterraneo, nonché un centro letterario e musicale di grande spessore. All'epoca austro-ungarica risalgono anche gli splendidi edifici in stile neoclassico e liberty. Uno dei palazzi più prestigiosi degli inizi del Novecento è il Národní dom, opera dell'architetto sloveno Max Fabiani. L'edificio simboleggiava la presenza slovena a Trieste e il progresso del popolo sloveno. Il 13 luglio 1920 il Národní dom subì un assalto pianificato da parte di estremisti fascisti che lo incendiarono. Rispetto al centro di Trieste, spiccatamente urbanizzato, i comuni ai margini della città, San Dorligo della Valle, Monrupino, Duino Aurisina e Sgonico, continuano a essere luogo di residenza privilegiato della comunità slovenofona. In quest'area si trovano parrocchie cattoliche slovene autoctone, tra le più antiche la Pieve di Dolina. Dopo la catastrofe della Seconda Guerra Mondiale, vennero ripristinate le scuole slovene e ricominciò l'attività delle associazioni culturali e sportive, del teatro, delle biblioteche e delle case della cultura slovene. Anche l'economia riprese vigore. Nelle chiese risuonò di nuovo la lingua slovena. Gli sloveni ottennero la propria radio statale, in seguito anche programmi televisivi sloveni alla RAI. Nelle case ricomparvero giornali e libri scritti in sloveno. Rappresentanti sloveni furono nuovamente eletti sia nei consigli comunali e regionali, sia in Parlamento.
20 anni fa è entrata in vigore la legge di tutela della minoranza slovena. Sebbene la legge sia in parte disattesa, non si può negare che oggi in Friuli Venezia Giulia la presenza della comunità slovena goda di maggiore visibilità e riconoscimento. Il 13 luglio 2010 i presidenti italiano, sloveno e croato si sono riuniti a Trieste in occasione di un concerto di riconciliazione diretto dal maestro Riccardo Muti. Insieme i tre presidenti hanno poi visitato il Narodni Dom. Il 13 luglio del 2020, quando ha preso avvio il processo di restituzione del Narodni Dom alla comunità slovena, i presidenti italiano e sloveno hanno compiuto un gesto simbolico di riconciliazione nei luoghi del ricordo a Basovica e si sono poi recati al Narodni Dom. L'area in cui vivono gli sloveni in Italia costituisce oggi il cuore stesso dell'Europa. La fedeltà degli sloveni allo spirito europeo è testimoniata da due grandi scrittori, Boris Pahor e Alojz Rebula. Il Parlamento dell'Unione Europea ha conferito il premio del cittadino europeo. Gli sloveni in Italia hanno due organizzazioni di riferimento, l'Unione Culturale Economica Slovena e la Confederazione Organizzazioni Slovene. La Confederazione Organizzazioni Slovene, dal 1976, rappresenta gli interessi degli enti associati nell'ambito della comunità slovena del Friuli Venezia Giulia, prodigandosi per lo sviluppo della minoranza e per la sua cooperazione con la Slovenia. Ha sedi a Trieste, Gorizia e Cividale del Friuli e accorpa numerose organizzazioni e associazioni culturali, politiche, economiche e didattico-educative. Benvenuti a Trieste. Benvenuti in Friuli Venezia Giulia. Benvenuti tra gli sloveni in Italia.